E mentre eravamo in pubblicità, il direttore generale ARPA aveva dato un appuntamento al comitato Lasciateci Respirare per poter dialogare sulle problematiche di cui si parlava. Poi ci aggiornate e speriamo di essere stati fautori di un incontro che possa servire ed essere risolutivo anche di queste problematiche. Ma torniamo indietro al rifiuto. Allora, premesso che non produrre rifiuti è la cosa migliore, se non l'unica, per risolvere il problema, c'è poi un secondo passaggio, il riuso del rifiuto, e poi vedremo come, e quindi il riciclo, il recupero e lo smaltimento. Parlando di recupero, noi siamo andati in visita come una scolaresca all'interno dell'inceneritore di Padova. Emiliano Schincaglia per noi ha seguito proprio il percorso del rifiuto, dall'arrivo con i camion, il controllo del materiale radioattivo, per arrivare fino all'incenerimento. Il primo servizio dalla redazione. Ci troviamo all'ingresso del termovalutore di Padova. Questo impianto riceve i rifiuti della zona di Padova e incenerisce per produrre energia elettrica dai rifiuti. Ci troviamo proprio all'ingresso dell'impianto, i camion qui arrivano, vengono controllati per la radioattività, quindi se c'è qualche segno di radioattività gli strumenti lo identificano e fermiamo il camion e vengono indagati in modo appropriato. Altrimenti il camion entra, staziona nelle pese, viene acquisito e registrato il peso, controllati i documenti di trasporto che siano in ordine, se tutto quanto va bene viene poi destinato allo scarico presso la fossa dell'impianto. La regia, e vediamo se è bloccato probabilmente il servizio. Se continuiamo con la regia, con il secondo contributo dove vediamo il trattamento del rifiuto speciale, sempre attraverso l'impianto di Padova. Allora, qui ci troviamo nel punto dove vengono caricati i rifiuti ospedalieri. L'impianto può trattare solo rifiuti non pericolosi, l'unica eccezione sono i rifiuti provenienti dagli ospedali. Parliamo di circa un punto percentuale sul totale dei rifiuti che noi trattiamo, è più che altro un servizio alle ASL locali e agli ospedali. I rifiuti che possono essere, in questo caso, contenere sostanze infettive, vengono confezionati in modo specifico dagli ospedali, arrivano già iscatolati, arrivano qui nessuno li manipola, vengono semplicemente caricati su un nastro di trasporto e introdotti nel forno senza mai essere mescolati con gli altri rifiuti o manipolati. Qui ci troviamo nella zona di movimento e di scarico dei rifiuti, quindi il camion che prima abbiamo visto passare per la pesa per essere registrato avviene qua, si predispone davanti alle porte disponibili, fa retromarcia e scaricherà il suo contenuto di rifiuti dentro la fossa. La fossa, noi chiamiamo fossa, è il deposito dei rifiuti, quindi qui vengono scaricati e stoccati i rifiuti raccolti per poi essere inceneriti. È impressionante vedere il quantitativo di rifiuti che produce quella prevalentemente la provincia di Padova. Continuiamo il percorso e vediamo la sala controllo, perché noi vogliamo anche capire quali sono i punti di controllo e vediamo anche poi all'arrivo finalmente a quello che è il forno, diciamo, del termovalorizzatore. Dalla sala controllo si gestisce e si governa l'intero impianto, tutte e tre le linee di incenerimento, quindi questa sala controllo è sempre presidiata e con moderni sistemi di controllo avanzato tipo DCS si ha la visione di tutto quello che accade nell'impianto, delle varie misure, delle portate, delle pressioni, dei livelli, tutto quello che c'è nell'impianto vengono qui visualizzati, elaborati e gestiti da un operatore qualora serva a fare. Quindi tutte le manovre di conduzione normale vengono eseguite da qui. Qui vengono visti in tempo reale tutti i parametri di funzionamento, sia di processo che di emissione. Quindi qua si può vedere su dei monitor dedicati quello che è il funzionamento attuale dell'impianto. L'operatore prima di tutto può porre delle correzioni e modificare le condizioni di marcia per rientrare nella normalità. Se questo non fosse ancora sufficiente si può operare dall'esterno attraverso manovre mirate per ricondurre l'impianto a quello che è il regime normale. Se l'anomalia, la disfunzione è più grave e non è gestibile si procede alla fermata degli impianti. Qui ci troviamo nella postazione del gruista, l'operatore alla benna, quindi uno sguardo alla fossa di rifiuti dove accumuliamo i rifiuti scaricati dei camion. I rifiuti vengono presi, spostati, miscelati, omogenizzati per rendere il combustibile il più stabile possibile e da qui poi caricati nei forni. L'operatore, il nostro collega, preleva i rifiuti con i ragni, con le benne e li porta in prossimità delle bocche di carico dei forni, nelle tramogge.
Allora, adesso ci troviamo all'interno dell'edificio che ospita la linea numero 3 del termovalorizzatore di Padova. Qui è presente tutta quanta la linea di incenerimento, dalla parte di ingresso rifiuti alla griglia dove la combustione dei rifiuti avviene e sviluppa calore, a tutta la parte di recupero termico energetico della combustione, quindi la caldaia, al trattamento dei fumi, quindi con i filtramaniche, con l'iniezione di reagenti e con i reattori catalitici per la riduzione finale di ossidi di azoto e diossine. Siamo davanti al forno, quindi il rifiuto che prima abbiamo visto entrare, stoccare, viene caricato nel forno e qua all'interno bruciato. La temperatura qui raggiunge i 1250 gradi, quindi c'è una combustione completa di quello che viene introdotto. Questo calore molto alto viene recuperato dalle caldaie per produrre vapore. Questo vapore è la fonte energetica che poi andrà in turbina per produrre energia elettrica. Energia elettrica che grosso modo riesce a coprire il fabbisogno di 80.000 abitanti. Quindi si produce energia elettrica, infatti si chiamano termovalorizzatori, io erroneamente li ho chiamati inceneritori, per quanto comunque inceneriscano rifiuti. Ma andiamo a vedere le fuoriuscite dei fumi dal camino, quindi, e i controlli che vengono effettuati. Qui noi accumuliamo e stocchiamo le ceneri pesanti o scorie che escono dal forno. Questo è un rifiuto prodotto ed è quello che nei rifiuti in arrivo non è combustibile, cioè non può bruciare e partecipare alla combustione, quindi parliamo di metalli, ferro, alluminio, di materiali inerte, quindi ghiaia, vetro, tutto quello che è ancora sui rifiuti ma non può bruciare. Questo viene stoccato e poi andrà a recupero, per cui ditte specializzate recupereranno i metalli, separeranno gli inerti per la varia tipologia e dimensione e tutto verrà poi recuperato assieme al cemento, direttamente nei forni oppure come conglomerati cementizi. Questo materiale non pericoloso che va completamente a essere recuperato. Adesso siamo nella zona di recupero energetico finale, cioè dove il calore prodotto dai forni va a essere tramutato e convertito in energia elettrica. Quindi qui alle nostre spalle abbiamo la turbina a vapore, la turbina viene messa in movimento dal vapore prodotto, a sua volta la turbina muove un alternatore, un generatore che produce energia elettrica. L'energia elettrica da qui va immessa nella rete nazionale dell'Enel. Gasparetto, allora tutto assolutamente all'avanguardia, soprattutto la linea 3 di Padova, per cui l'eccellenza sicuramente nella tecnologia, ma il cittadino si deve sentire tutelato? Intanto vorrei fare una considerazione. Fare questo lavoro in Veneto è particolarmente impegnativo perché il Veneto è effettivamente un'area di eccellenza, come diceva l'assessore regionale. E quindi essere un operatore nel settore di rifiuti nel Veneto richiede un impegno straordinario rispetto agli obiettivi che sono fissati. In che senso? Come certificazione, come attenzione? Come attenzione e come ricerca esasperata del recupero. Perché la politica che da anni nel Veneto è stata impostata è una politica che premia il recupero. Questo non è più le nostre non sono più società dello smaltimento, ma sono società che fanno prevenzione del rifiuto. È evidente che noi, adesso la rappresentazione che è appena stata fatta riguarda la fase finale, quindi è lo smaltimento del residuo a valle della raccolta differenziata. Certo. E è una fase necessaria ed è una fase che è prevista dalla pianificazione regionale. Questo impianto è figlio di una pianificazione regionale che ha individuato la necessità di un impianto di smaltimento finale di questa natura. Qual è l'obiettivo che ci poniamo noi nell'operare in questo comparto? Dopo torno a monte su cosa facciamo invece nella prevenzione. Qui noi abbiamo un obiettivo che è quello di rispettare delle norme che ci sono fissate dalla Comunità Europea e a cascata dallo Stato italiano e poi dagli enti che autorizzano le emissioni. Noi abbiamo una serie di vincoli alle emissioni che ci sono fissati e che sono coerenti appunto con le normative. Qual è l'obiettivo che ci poniamo noi? È quello intanto di non avere nessuna fallanza rispetto a questi obiettivi, quindi di rispettarli sempre, ma per far questo abbiamo nei nostri impianti delle dotazioni tecnologiche che permettono ai nostri impianti di emettere delle emissioni che sono
10 volte inferiori ai limiti di legge. Se il limite di legge è 100 per un determinato parametro, noi mettiamo 10. Dove il cittadino può trovare le emissioni dell'impianto di Padova, ad esempio? Le trova sul nostro sito. Sul vostro peraltro sito. le Se trova la anche regia sul ci sito segue, del comune. eventualmente possiamo cercare e magari mostrarle. Prego, continui pure. Le trova sul nostro sito, ma le trova anche sul sito del Comune di Padova. Linkandosi sul sito del Comune di Padova c'è la possibilità di accedere ai valori, al nostro sito, in cui si vedono in tempo reale tutte le emissioni, perché la trasparenza è assolutamente fondamentale. Allora, come dicevo, il nostro sforzo è quello di essere abbondantemente all'interno dei limiti di legge. Come si vede, le emissioni, qui c'è una stampata di una serie di parametri. Le emissioni questo è proprio sono il sito, tutte, credo che sia la sezione in tempo reale. Vediamo anche l'orario, le ore 20 del 5 febbraio. Le emissioni, si vede, sono abbondantemente contenute nell'area bassa del diagramma. Questo significa che c'è un margine di sicurezza prima di sforare talmente ampio che Le chiedo per capire, così anche a casa riescono a seguirci. Chiunque può vedere quindi le emissioni in tempo reale degli inceneritori, in questo caso di Padova. Stiamo pure sul sito web, per favore. Se torniamo, eccolo qua, vediamo la linea 3 e la linea 2, prego andiamo in alto. È spenta. La linea 1 è spenta, però c'era la didascalia. Ancora un attimo, per cortesia la regia, bravi che ce la facciamo. Le sostanze monitorate sono i principali inquinanti, quindi questi, quelli che per legge devono essere controllati. Ecco, noi ne monitoriamo anche altri, questi sono gli indicatori sostanziali che permettono di avere. Le chiedo un'altra cosa, il limite di legge è il limite imposto dall'Europa, immagino, mentre il limite AIE è il limite regionale. Perché c'è una differenza? A volte vediamo sul grafico. Perché la regione, che è quella che ci ha autorizzato l'impianto, ha ristretto i limiti previsti dalla normativa nazionale. Assessore, quindi la regione... Quindi li ha messi in riga ancora di più, nel senso che deve essere tutelato il cittadino? È quello l'obiettivo, quello di senso? prevenire e di incentivare soprattutto l'utilizzo di tecnologie che vanno sempre più con attenzione a garantire quei limiti. Quindi è sicuramente un percorso fondamentale, quello in fase di valutazione anche di certi impianti, che le emissioni siano il più possibile limitate anche rispetto ai limiti nazionali e europei. Certo. Quindi controllo in fase di fuoriuscita dei fumi, quindi siamo a livello del camino, se possiamo dire. C'è anche un controllo in entrata, quello che viene incenerito, cioè il camion quando arriva e poi porta quindi il rifiuto allo smaltimento, all'incenerimento. Allora c'è come si è visto nel filmato, c'è un primo filtro che è il portale per la radioattività, che permette di intercettare eventuali rifiuti radioattivi per evitare che i rifiuti radioattivi entrino nel circuito. Nel caso in cui ci fosse la presenza di rifiuti radioattivi, questi vengono segregati, non entrano nel ciclo dell'incenerimento e vengono avviati ad altro tipo di trattamento. E che cosa è successo in questi anni rispetto al tema delle emissioni? Rispetto agli anni 90, dagli anni 90 a oggi, le emissioni di questo tipo di impianti sono diminuite di 100 volte. Questo è figlio di implementazioni tecnologiche sempre più spinte, ma è anche frutto di una costante pressione che le istituzioni, che a loro volta hanno la pressione dei movimenti ambientalisti, in questi anni hanno creato una condizione di progressiva riduzione delle emissioni, fino a portare i nostri impianti ad essere sostanzialmente degli impianti che non hanno un impatto sensibile sull'ambiente. Ma nemmeno nelle nanopolveri, nelle microparticelle? Anche in questo, perché i sistemi di abbattimento, faccia conto che gli investimenti che noi abbiamo fatto per realizzare questi impianti, adesso parliamo dell'impianto di Padova, ma Acegas APS AMGA è da 2 anni dentro il gruppo ERA. Il gruppo ERA è una società leader a livello nazionale nel settore dei rifiuti. Tutti i nostri impianti sono stati soggetti ad investimenti recenti di ammodernamento e la più parte di questi investimenti è proprio legata ai sistemi di abbattimento, proprio perché è quello il nodo centrale è l'abbattimento delle emissioni. E quindi quando prima dicevo che l'impatto ambientale dei nostri impianti è un impatto ambientale molto ridotto, nella qualità dell'aria di una città come la città di Padova,
che l'impianto sia acceso o spento, la qualità dell'aria non ha una sensibile variazione, perché i sistemi di abbattimento trattengono all'interno dell'impianto tutti i potenziali rischi per la salute e per l'ambiente. Ma questo è solo la parte finale del ciclo, perché in realtà Acea Sapienza Amga è chiamata prima di tutto ad attuare la linea generale della... differenziata, quindi. Siamo nella fase del riciclo. Esattamente. Uno dei mandati principali che io ho ricevuto quando sono stato mandato a dirigere Acea Sapienza Amga dalla capogruppo è stato quello di portare la raccolta differenziata di Acea Sapienza Amga al 65% nel più breve tempo possibile. Perché il 65%? Perché è la percentuale fissata attualmente dalle norme, che peraltro probabilmente crescerà ancora, e noi mensilmente monitoriamo l'avanzamento della nostra percentuale di raccolta differenziata, e i ritardi che eventualmente dovessimo avere sono immediatamente censurati, perché questo obiettivo della Assessore, raccolta... Padova nella differenziata come si sta muovendo? Perché c'è poi una differenziata porta a porta che offre dei risultati, una differenziata invece dove il mio rifiuto l'ho avuto comunque nel cassonetto, diciamo, del quartiere, dove i risultati, l'attenzione, se vogliamo, del cittadino è completamente diversa. Allora, guardi, la gestione di una città medio-grande come Padova, che è comunque una città capoluogo, comporta delle difficoltà ulteriori rispetto a quelle di una piccola paese o di una piccola città. Noi abbiamo interessato da aprile 2014 ulteriori 20.000 cittadini alla porta a porta, che è la differenziata spinta, portando all'incirca a 60.000 residenti la porta a porta, la raccolta porta a porta. Il resto fa differenziata a cassonetti. È ovvio che il risultato e quindi la differenziazione varia di molto rispetto a chi è in qualche modo educato al porta a porta e chi invece continua a servirsi dei cassonetti. Abbiamo una differenziazione sul porta a porta che arriva all'80%, mi corregga se sbaglio, invece per quanto riguarda il rifiuto conferito in cassonetto lambiamo il 50%, quindi lo superiamo ma di poco. Ovviamente questi sono dati... Padova andrà in direzione, verso la direzione del porta aperta? Assolutamente non può non farlo, abbiamo già previsto, e colgo l'occasione in qualche modo per replicare anche a Legambiente che comunque ne è edotto, abbiamo già previsto un ulteriore centro del riuso nell'area nord della città che ne è sprovvista, quindi all'Arcella, e abbiamo anche un centro di raccolta ulteriore e noi speriamo, io spero di poter tagliare il nastro, quindi insomma entro la fine del mandato. Non è una cosa né semplice né veloce, ma assolutamente è un obiettivo. Abbiamo già stanziato 100.000 euro nel piano economico finanziario e andremo a rifinanziare l'opera anche nel 2016. A questo abbiamo affiancato i cosiddetti centri o mercati del riuso, e qui perché ci sono moltissimi prodotti che quando arrivano al centro di raccolta o ricicleria, anche se è un termine scorretto, non sono ancora rifiuto, ma possono essere immediatamente reimmessi sul mercato. Sì. Le lavatrici funzionanti, i televisori di vecchia generazione, le radio a transistor e quant'altro. E per quello che è il porta a porta, in che tempi e se c'è un impegno in questo senso ad ampliare il porta a porta? Sicuramente è la direzione da seguire ed è la direttiva per arrivare alla non produzione. Ecco, certo. Forse la non produzione del rifiuto è semanticamente scorretta, nel senso che lo continueremo a produrre perché gli unici che non producono rifiuti sono quelli che non consumano. Però è al riciclo totale e quindi al riciclo al 100%. Pertanto la direttiva è quella, è che nel 2014 abbiamo già interessato ulteriori 20.000 abitanti. Dobbiamo verificare anche con l'azienda la capacità e l'impatto e la sostenibilità economica per poi proseguire interessando ulteriori zone al porta a porta. E questa è sicuramente una direttiva che l'amministrazione comunale ha come faro del proprio agire nel tema dello smaltimento dei rifiuti. Certo. Non è semplice, perché le do una notizia. Tutto il lavoro
di porta a porta o di differenziata può essere falsato da condotte non ortodosse, non tanto dei propri cittadini, ma dei cittadini dei comuni contermini o di quanti, utilizzando, voglio dire, essendo sottoposti a una raccolta porta a porta molto stringente, ad esempio con la tessera, che quindi verifica se la fanno e quanta immondizia producono e sulla base della quale pagano la Tari, caricano tutto in macchina, travalicano i confini padovani e scaricano da noi. Scaricando da noi non solo ci scaricano un rifiuto non differenziato, quindi magari mandando a monte la differenziazione del rifiuto in quella particolare zona, ma poi gravano il costo i cittadini residenti, che quindi si domandano poi perché debbano pagare di più per una raccolta differenziata fatta correttamente. Anche in questo senso noi stiamo attivando un maggiore monitoraggio, abbiamo aumentato le sanzioni, le abbiamo portate da 200 a 300 euro per chi commette il cosiddetto nomadismo dei rifiuti, e adotteremo anche un sistema di telecamere per i principali punti di accesso della città. Però mi domando, in un periodo di crisi dove anche il costo di smaltimento è sicuramente un costo importante per un'azienda che magari è in difficoltà, che si trova magari a dover smaltire dell'amianto perché sta ristrutturando, si è accorto che comunque deve impegnarsi economicamente in questo senso. Se questa azienda non virtuosa prende il suo amianto, quindi è una domanda che pongo a Gasparetto, e lo butta dentro un cassonetto, cosa succede quando... Quindi non rispettando la normativa e non seguendo quello che dovrebbe essere il percorso corretto del smaltimento dell'amianto, cosa succede? Viene incenerito o riusciamo ad accorgersi e intercettarlo nella filiera? Quali sono i controlli, quindi a monte? Perché abbiamo visto sul camino i controlli sono importanti, un ottimo filtro che riesce a percepire quelle che sono le fuoriuscite di questi inquinanti. Ma riusciamo a fare un controllo anche prima che venga introdotto all'interno del forno? Allora guardi, intanto il primo non è tanto un controllo, ma è una condizione nella quale noi mettiamo anche appunto l'impresa che si trova in difficoltà per la presenza di una lastra d'amianto. Noi abbiamo un servizio ad hoc. Io ho fatto un esempio abbastanza comprensibile. No, ma la lastra d'amianto è uno degli elementi più rischiosi. Noi offriamo un servizio che proprio previene questo problema. Noi andiamo a recuperare le lastre d'amianto, per i cittadini è un servizio gratuito, quindi incentiviamo il conferimento al circuito. Vi chiedo già, per chi ci guarda a casa, sul vostro sito si trova eventualmente i riferimenti per potersi avvalere di questo servizio? Certo. Perfetto. E prego. Laddove invece ci fosse un comportamento non corretto, e quindi magari qualcuno per cortocircuitare o per pigrizia, oppure perché non conosce questa cosa, utilizzasse il cassonetto in maniera impropria, allora noi abbiamo una serie di sistemi. Noi abbiamo una sorveglianza costante nel territorio. I nostri operatori girano per il territorio costantemente, quindi c'è un'azione di prevenzione, di verifica campionaria nei cassonetti. Poi sappiamo quelli che sono a maggior rischio sono nelle zone industriali. Noi abbiamo delle aree che sono a maggior rischio, nelle quali si fanno delle verifiche. Quando poi il rifiuto viene conferito in impianto, la lastra di amianto è abbastanza evidente, come si è visto anche nel filmato. L'operatore gruista è anche nelle condizioni di segregare nella fossa eventuali parti di rifiuto che presentano questa tipologia di rischio. È evidente che noi dobbiamo contare moltissimo sulla volontà dei cittadini e sulla correttezza dei cittadini, perché questo è un elemento determinante. Via via che noi ampliamo la raccolta porta a porta, è evidente che questo tipo di comportamenti viene via via segregato, anche se magari... Porta a porta come controllo anche perché il porta a porta è implicitamente un sistema di filtro rispetto al materiale che viene conferito, ovviamente. È chiaro che in questo caso il rischio è che venga smaltito direttamente nell'ambiente, e che quindi è un rischio ancora superiore, perché non c'è neanche la possibilità poi di intercettarlo all'impianto. Qui conta moltissimo l'educazione. No, che lo buttino in un argine magari. Questo il problema. Qui conta moltissimo l'educazione, la formazione, e quindi noi siamo fortemente impegnati, come i colleghi di ETRA, siamo fortemente impegnati nel promuovere la cultura dell'ambiente in tutte le occasioni, promuovere la cultura dell'ambiente e la cultura e la responsabilità dell'ambiente. Certo, quindi anche attraverso i giovani. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito, continuiamo a parlare di rifiuti in Veneto.